Cioè, sembra che proprio da qua, da Vaoganeo, ci sono due anziani che sono affetti da coronavirus, sono stati portati al reparto di malattie infettive di Padova, due anziani che avrebbero giocato a carte con dei cittadini cinesi, probabilmente residenti qua a Vaoganeo. Siete preoccupati? Ma no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Beh, No, non a eravamo... parte gli scherzi, è una situazione seria perché è una malattia contagiosa, si muore. Non eravamo al corrente di tutto ciò e sì, un po' mi preoccupa a sto punto. Non ho mai visto cinesi qua a giocare a carte con noi. No, magari non è questo bar, poi bisogna vedere in che zona, presumo che ce ne siano altri qui a Vaoganeo di bar dove magari i signori giocavano a carte. Certo che effettivamente un po' preoccupa. Sì, non so perché non siamo stati informati di tutto ciò, tra l'altro, perché se non me lo diceva lei io non avrei saputo niente. Quindi... Lei è preoccupato questa cosa di questo possibile, sembra stanno aspettando la seconda batteria dei test dallo Spallanzani che è il centro di riferimento appunto per il coronavirus, che però Sembra strano che un veneto giochi a carte con un cinese comunque, no? E quindi la cosa è sicura? Gabriella, la notizia è allora, certa. Gabriella, torniamo Sì, da te tra eccoli qua. pochissimo. Sì, sono qua. Davvero, torniamo da te tra pochissimo, a parte la straordinaria capacità, esatto, disinvoltura e capacità di stemperare ogni tensione dei ragazzi, convinti forse di disinfettare ogni cosa con l'alcol, ma